Buonasera cari Buonasera. amici, siamo ancora qui anche questa sera che è mercoledì, guardate dietro abbiamo cambiato location, più che cambiato Esatto. location ci siamo spostati, però vabbè, è sempre piccolo inizio in questa direzione. Bene, io devo dire qualcosa ai nostri amici? Beh, intanto buonasera a tutti, ben ritrovati. Questo è l'appuntamento del mercoledì delle 21, che però abbiamo fatto alle 21:10. Purtroppo abbiamo un fuso orario un po' che Esatto, slitta, scivola, l'estate con questo caldo siamo più relax, certo, non succederà più, promesso. giuro in giuretto. Aspetta, No, giuro. no, però voglio dire, capita perché purtroppo dico una bugia, dico che non si riusciva a caricare No, no, YouTube diciamo la verità. Abbiamo cenato tardi, è stato tutto un per correre, tutto. conferenze, roba del genere, solite cose. Allora, come state invece voi? Come proseguono le vostre giornate, serate? Senza di noi, no, senza di noi Sono saranno lì le ad leggere, aspettarci. Allora, Mhm. eh, Dai, racconta un po' su qualcosa, no? ma io non penso che vengano qui per sentire le nostre ciance, sai che Ma aspettano, già un like, sì, ci sostengono. ti sostengo, dico, quei due lì un like io lo regaliamo. Ma si va, Dai, va, un andiamo like. avanti. Allora, oh, se fate un like, a noi non ci dispiace, siete Certo, d'accordo? anzi, e se ci salutate, e sono tutti piccoli gesti affettuosi Così che ci di dire ci sostengono. siete, ci siete. Ah, un'altra cosa, ma gli hai spiegato che se vogliono una domanda, nome, data di nascita? No, adesso spieghiamo. Mm. Allora, ovviamente siamo qui a disposizione per trascorrere una mezz'oretta così di tempo insieme, Mm. durante la quale appunto vi daremo delle risposte con le sibille. Mm. Dunque, come vi diamo delle risposte? Chiaramente in base alle vostre domande. Dunque dovete porre una Mhm. domanda in modo chiaro, indicando il vostro nome e la vostra data di nascita. Mhm. Per domanda chiara intendo ovviamente che indichiate non un termine generico relativo al settore, per esempio amore, lavoro, no, dovete metterci come va per esempio il mio lavoro nel futuro. C'è un pappagallo. C'è un ritorno. Mm. Oppure come procede la mia relazione con Tizio Caio nato il, perché Mm. ovviamente se la domanda riguarda un'altra persona, abbiamo necessità che ci diate il nome e la data di nascita anche della persona che è inerente alla vostra domanda. Bene, detto Mm. questo, vi Qua- ricordo. sì, esatto, ricordi che abbiamo anche un sito che fa sempre piacere che la gente voglia scaricare gratuitamente i circuiti radionici quadranti radiofisi. Che sito è? Ilcapitano.intervista.org. Questo sito è online ormai da svariati anni, raccoglie e distribuisce in modo gratuito i circuiti radionici per gli amanti appunto della radionica, Mm. ma anche altre dispense qua e là Mm. all'interno del sito, dove appunto troverete moltissimo materiale gratuito. Le Mm. dispense sono anche di chirologia, di magia, Sì. di ermetismo, di cabala, dunque andate attingete, ci sono anche un paio di rituali Mm. semplici che potete Semplicissimo. appunto Ti fare da posso fare una soli. domanda? Sai quanti ne hanno già scaricati l'ultima volta che l'ho controllato 6 mesi fa? La domanda è se lo so? No, non Mm. lo so perché 149, 150 mila. E quanti circuiti radionici quadranti radio ci ha regalato Maria Tosa 2015? ce 2 l'ho, milioni, più di 2 milioni, quindi qualcosa mi ha detto, inizialmente guarda, hanno fatto. qualcosa abbiamo fatto. Però mi sa che ti sei dimenticato che abbiamo anche una sezione shop. Ecco, nel sito trovate anche una sezione shop, praticamente quasi tutte le aree del sito sono risorse gratuite, la sezione shop invece raccoglie i nostri servizi a pagamento, dunque potete andare a curiosare, vedere quali sono le opzioni che abbiamo in serbo per voi e in che modo possiamo aiutarvi, quali sono i tanti tipi di intervento che magari possono sostenervi o aiutarvi a correggere qualcosa, migliorare qualche aspetto della vostra vita. Dunque non esitate a C'è questo cercare e poi sondolo contattarci. magico.
Esatto, anche io ce l'ho. Mm. Io sono piena di ciondoli e ciondolini perché per l'attività e i lavori che svolgo devo 150 necessariamente. euro per 10 euro di spedizione GLS, un ciondolo con delle belle Esatto. caratteristiche di protezione, più di 8, 8 Ma anche più, programmazioni, anche di più. sì, le programmazioni del ciondolo sono molte di più, se Certo, certo. consideri anche non solo tutti i livelli di difesa, ma anche i riequilibri, Mm. c'è anche un piccolo talismano di Giove, dunque insomma non è proprio un ciondolo, cioè parte già bello potente, però è anche programmabile con obiettivi o vibrazioni specifiche Esatto, mirate per sì. raggiungere scopi o migliorare alcuni aspetti della vostra vita. Dunque, Mm. sappiate che a parte la programmazione di base, che già è molta, si possono aggiungere tutti i programmi che desiderate, ovviamente nell'obiettivo di armonizzare le vostre vibrazioni e sintonizzarle sull'obiettivo oppure sul risultato che intendete ottenere. Bene, detto questa filippica che insomma, pensate che io me la sento 3 volte alla Oh, settimana, povero. no, dopo adesso tolgo il tappone, no, scherzo. Oh, Ma adesso pure. iniziamo con a salutare i nostri amici e poi via, al muro battente, vestibile interattivo da dopo. Va bene. Allora, Tra l'altro, avete visto che bello il colore che ha i capelli della Lille? Un bel rosso fiamma. abbiamo fatto uno shampoo, via. Via, un zampetto, via. Andiamo avanti. Allora, buonasera Chiara, Buonasera, buonasera Fabiana, buonasera Tiziana, buonasera Anna Maria, buonasera Ermanno, buonasera Valitu, Roberta, buonasera Simona, buonasera altra Roberta, buonasera Angela. Bene, intanto ci Bene, sono ci questi siamo tutti, amici bene, ci siamo tutti. collegati. Abbiamo 10 minuti collegati, iniziamo subito con la prima. E E Scudenerga. Scudenergo, Bruno oh. non poteva mancare. Allora, se è arrivato Bruno, la serata sarà bomba, eh? Sarà una Sì, serata. ma quello è l'altro giorno che dicevamo, è un po' che non si vede. È Oh, proprio così. Bruno, cosa fai? Scioperi? No, dico sciopero, fai Come sai che siamo qua, non ci sei? No, dico, stavamo aspettando te, Bruno. Siamo preoccupati quando non vediamo più qualcuno che ci segue tanto Certo, tempo. gli affezionati, anche noi ci affezioniamo. Certo, soprattutto lei però. Scherzo. Beh, io, No, è vero, però è vero, lei io mi veramente affeziono, mi fa quando di quelle prendo a cuore storie, qualcuno. come non mi scrive più, questo qua non viene più. Addirittura, No, adesso sto dai, non scherzando, esageriamo. sto scherzando. Via, dai, iniziamo con la prima La prima domanda. domanda, Fabiana. Ciao, buonasera, sono Fabiana, 20 novembre del 2001. Vorrei sapere cosa succederà tra me e Carlo, 15 novembre 99. Ecco, una bella domanda, Una bella formulata in modo domanda. chiaro, con le Chiara. date, i nomi. Bene. Aspetta che qua c'è la Mm. trippa in vista, C'è la tripla Kobe? Eh, che Ah, col trasloco ho quasi perso, ha quasi. fatto un trasloco che era una leonessa, non la riconoscevo più. Ai 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 ai, che belle carte che vedo. Che belle carte che vedo. È un ottimo taglio, sicuramente puoi aspettarti delle situazioni molto propizie, basate sulla lealtà, basate su Mm, mm, un mm. amore sincero, qualcosa Mm. anche, Positivo, sì, sì, estremamente è positivo. un'apertura molto positiva, è un Molto, ottimo molto taglio. positiva. Quindi facciamo già sul piede. Giusto. Vediamo un po'. Vedo che Vediamo sotto un dunque po'. Una cosa, eh. Fabiana e Carlo. Bene, il Carlo del 99, ricordiamoci che è una bella data, mi piace il 99. Vediamo un po'. Allora, sacerdote. Caldo, Hilde? Caldissimo. Però dai, eh. Sono delle carte che ci lasciano. Oh là là. Che finale, che finalone del Carlo Palma, eh. Allora, dai, vuoi dire Beh, qualcosa te devo alla nostra dire che amica? l'esito è veramente Bomba, eh? eccezionale. L'esito è bomba, però il percorso è un po' un Il travaglio. percorso non sarà semplicissimo, forse anche la giovane età, però diciamo che partiamo con qualche ostacolo nel Scusa, passato. se mi faccio aspetta. Perché? No, Cosa perché, no, vorresti dico, questi dire? sono di primo pelo, eh. Sono ragazzini Sì, ancora, sono sai. giovani, però l'amore si Però vede.
Tu ti L'amore sincero, ricordi com'eri a quell'età? no, Che ci credevi? no. Ah no, non te lo ricordi, l'Alzheimer L'Alzheimer, incipiente. vado a cambiare cognome, dai. Ah, bene, finché ricordi di fare quello siamo a posto. Siamo giovani, però qui si vede che c'è tanto, tanto, tanto. Sì, sì, sicuramente in passato ci sono già stati dei momenti dove è stato più freddo, più distaccato, probabilmente ci sono state delle situazioni di Mm. incomprensione, non necessariamente con lui direttamente, magari anche con persone dell'entourage che ovviamente non hanno, che magari non hanno contribuito positivamente, però nonostante tutto, guarda che cosa sta per capitare. Vedi che Il presente, tutto esatto, presente. una linea di presente, beh, diciamo che c'è qualcuno che mh, parla un po'. Parla, Non sono parla di proprio, nascosto, non sono proprio pettegolezzi veri e propri, però, però devi stare un po' attenta, devi stare un po' attenta. però c'è qualcuno che proprio, vedi, cerca Mm. insomma di insinuarsi, di agire nel contesto delle amicizie, Sì, vedi, amicizie qua, perché bisogna Però, segnalarlo soprattutto ai nuovi, sai che... esatto, però diciamo che nonostante ciò, molto presto, forse proprio in una situazione di incontro tra amici, dunque una situazione di gruppo, di comitiva, potrà nascere un qualcosa. Cioè, è possibile che magari una situazione che già si trascina da tempo e che magari è già un po' che vi guardate a distanza, eccetera, ecco, comincerà a essere un po' più interessante. Si muove qualcosa, vedi come se si facesse avanti, Carlo. Qui sembra che sia molto lanciato, eh. Sembra che sia una cosa importante. Allora, nel prossimo periodo comunque abbiamo altri sviluppi perché probabilmente Eh. o una, Una mamma, mm, che o sono è, giovani, o questi, è la mamma oppure una ragazza, maritata, è una ragazza sposata. che nell'ambito della comitiva è fidanzata con qualcuno degli amici oppure addirittura Sì, noi non sappiamo se Carlo ha qualcuna, non è che l'ha specificato, ci ha solo chiesto se sì. cosa succederà fra loro. Dunque, magari c'è qualcuna che Mm, lui ha frequentato un po' di più, mm, 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 che nell'ambito della comitiva che potrebbe creare un po' ostacolo, un po' mm. qualcosa, però guarda che la situazione si sbloccherà a tuo favore. Sì. Devo dirti che dovrai fare attenzione, ci saranno motivo di discussioni, gelosie, E le gelosie, stai attenta, competizione, dunque competition, nell'ambito proprio della cerchia, vedi? Nell'ambito della cerchia si sviluppano delle situazioni un po' di delle a chi fa dinamiche gara un per chi pochettino se di lo punto di conquista. vista. Però, e qui entra il È l'esito. il gran finalone, comunicazioni, amore, buona volontà e poi colpo di scena che In direi ogni che caso stai per ricevere una dichiarazione. E noi speriamo che sia Carlo, sì, questa qui persona. c'è proprio Comunque c'è qualcosa proprio di importante, un direi. rapporto che cresce Cresce, e che si ufficializza in qualche modo. è Dunque, una cosa seria, mica una cosetta, sarà qualcosa che avrà veramente degli sviluppi interessanti. delle profondità, Sì, diciamo. non si limiterà a una storia estiva, credo Sì, proprio che sì. avrà un proseguo. Quindi il marietto e il veneziano dicono ok, una cosa molto positiva. Esatto. Bene, fortunata. Allora, Vai giù a vedere se è arrivato qualche vediamo news. di salutare altri amici Amici? che possono essersi Ah, collegati. Scudenergo che ci ha... Ah, guarda un po', ha seguito i nostri consigli. Guarda che ha detto anche buone nuove dal design. Grazie mille. Bene, ci mm, fa piacere, bravo. Ci fa grazie. piacere. Bene, andiamo avanti. Allora, Fabiana, buonasera, sono... No, ti abbiamo appena risposto, Mm. scusa, Fabiana, mia distrazione. L'Alzheimer ce l'ho io. Ma siamo come vasi Mm. comunicanti. Lui beve, io mi ubriaco, lui si ammala, io ho i sintomi. Sì, è così. Smettila, per favore, perché ci impizzo io.
Io tiro un chiodo Allora, sul piede, così dov'è che vediamo se faccio io, se prende qualcosa lui, perché... Andiamo Allora, avanti. come procederà il matrimonio tra Ermanno, 3 gennaio dell'80 e Stefania, 15 settembre 82? Grazie. Ok, vediamo un po' il Un matrimonio. attimo, questi signori, come andiamo? Esatto. Come sta andando? Io adesso mischio. Tra l'altro adesso possiamo anche spostare meglio Mi la- raccomando le date, controllate di darci la data Sì, giusta. perché sennò la risposta è meno attendibile, Mm, è mm, chiaro. mm. Certo. Ma vediamo un po' come va questo Matrimonio tra matrimonio. Ermanno e Taglio, beh, qui sempre. Mm, Stefania. mm. Mm, mm, Hilde, mm. cosa vuoi dire ai nostri amici? Eh, Sì. allora, è possibile che, dunque, diciamo che la carta del Belvedere normalmente è bella, no? Di attese Positive. interessanti, positive, mentre la carta del militare è leggermente più ambigua. Se ci mettiamo che il Belvedere può anche indicare che non è chiara la situazione, nel senso che abbiamo una visione distorta della cosa, e il militare può indicare cose nascoste, giochi di forza, ehm, imposizione, a volte senso di impotenza rispetto a determinate situazioni, Mm, mm. ma anche segreti, attrazioni di natura fisica. Ecco, diciamo che magari vogliono dire proprio tutte queste cose. Dunque, il legame, il matrimonio può essere basato comunque su momenti di reciproca incomprensione, perché ci si attende delle cose, invece ci si deve imporre per averne delle altre, comunque attrazione fisica, aspetti che vengono taciuti, ma adesso facciamo la spesa e vediamo meglio la situazione. Sì, perché se no con due carte faceva tutta la Sì, strada. ma anche solo con una carta si può dire tantissimo. Esatto. Chiaramente non è questo l'obiettivo Non è l'obiettivo perché... della spesa, perché Ai, 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 ai. Vediamo. Che colpo che ho preso io, che colpo, non volevo vedere quelle carte. Oh, dai, su, eh. Allora, mamma il... mia, ma sono novelli sposi, no? Perché speriamo no. no, fagli vedere. Oh, le sibille sono quello che dicono, non Come c'è. procederà il matrimonio? Allora, io non ho coraggio, vai avanti tu che mi scappa da... Allora, diciamo che già dalla linea del passato si capisce che c'è una crisi forse causata da un incontro improvviso con qualcuno, oppure Vedete qua? un rincontro con una persona che era Esatto. già parte della vita di lui in particolare, perché È una domestica. donna. mm, Sembra Mm. proprio che lui sia un po' tormentato da un vecchio amore. Un vecchio amore che non lesina a colpi bassi. Esatto, Qui lo potrebbe essere dico e qui lo nego, una minaccia eh. veramente importante per il matrimonio, però il matrimonio al presente regge i colpi perché abbiamo bambino, abbiamo Imeneo, Poi qualche amica che dà una ecco, mano. ma forse proprio alcune voci o alcune cose, informazioni che provengono proprio da delle amicizie. Per la serie, attenta perché è meglio che apri gli occhi, cara Stefania, perché c'è qualcosa che non va, magari ti sfugge Mm, qualcosina. mm, 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 mm. Ok, dunque diciamo che però al momento regge e forse regge anche nella misura in cui hanno figli o progetti comuni. Sì. Il problema è in futuro, In futuro. perché queste voci, ma anche la confusione che c'è, alcune incomprensioni che probabilmente hanno, magari anche legate a qualche amicizia, attenzione, Sì. sfoceranno in qualcosa di più intenso. Dunque, problemi all'orizzonte. È molto vicino perché nel Sì, futuro ma poi un po' immediato. pesanti, corposi. E il problema è che in qualche modo, Io lui lo vedo bene, ma lei la vedo che incasserà male il colpo. esatto, purtroppo devo dire anche che all'ultimo, con la carta del ladro, c'è da temere che si insinui qualcuno nel rapporto. Si vedete qua, una di buona volontà.
Caro Ermanno, che tu hai chiesto sul tuo matrimonio, perché sei Ermanno e Stefania, sembra che i pericoli maggiori li corra tu di far destabilizzare questo rapporto. Sì. E in ogni caso ci sono comunque delle grosse, importanti situazioni che verranno proprio a Mm, galla all'improvviso nel prossimo periodo e che porteranno parecchia infelicità esatto. nell'ambito del matrimonio. Dunque, ti invitiamo a Essere prudente. essere prudenti se proprio non puoi fare a meno di essere più, ecco, cioè se intendi portare avanti il tuo matrimonio, è meglio se tagli fuori altre persone che Mm. possono metterlo a rischio. E poi qui l'esito finale, vedete, abbiamo conversazione, denaro, l'amante e il nemico. Anche qui, vedi, c'è una parte che tocca a te e c'è una parte che tocca a lei, perché a Sì. quanto pare c'è qualcuno che si fa avanti anche per lei. Devi stare Eh, attento, devi stare attento perché chi lancia il sasso nasconde la mano e poi devi stare attento al karma, Al giusto? karma, esatto, come la Esatto, fa, chi la fa l'aspetti, perché è un po'. esatto, perché purtroppo qua si vede qualcuno che sta dando una sbirciatina nel futuro e che vede che c'è qualcosa di buono da acchiappare, giusto? Dico bene o dico Attenzione perché giusto? potrebbe essere nella cerchia di amicizie, Esatto, qualcuno che Ermanno, conosci, attento perché c'è qualcuno nel cerchio che di capace è amici. anche qualcuno che frequentate. Esatto. Comunque attento tu, perché anche tu non sei Mm, senza peccato. esatto, chi scaglia, no, Chi è com'era? senza peccato scagli la prima C'era pietra. cosa lì, dici? Più o meno una cosa del genere. Abbiamo qui una sassaia in casa. Ai ai ai. Ai, 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 ai. Oh, No, vabbè. di quelli che abbiamo preso, Sì, non di quelli appunto, che. abbiamo i vicini Eh, che ci stanno bombardando. Bene, andiamo avanti. stiamo scherzando, ragazzi, però questo è vero. Andiamo a vedere un po'. La prossima domanda è di Simona, 4 agosto 79. Sono sposata. Mhm. Arriverà per me un nuovo amore Ma quando no, poi scrive anche sotto, sì? Simona sempre. Chiedo se potrei avere un nuovo amore con Paolo. Ah, ok, 7, Lei l'ha mondo del scritta in settario. differita, 1, 2, Esatto. 1, 2, 1, 2. Voleva vedere se eravamo pronti. Noi siamo prontissimi, noi siamo prontissimi, abbiamo il ciondolo magico. Dai. Allora, la Simona chiede se con Paolo ci potrebbe essere qualcosa di interessante. Ok, Mi raccomando, ragazzi, dopo la risposta cancellate per cortesia, così che non lasciamo tracce. meglio. Tracce. Mm, bene. Tracce? Mi piace il mio Outlook. Ok. Allora, vediamo se Capelli tirati all'indietro. con il Paolo, vediamo se Sì, la sì, signora che Simona e non Paolo. diciamo troppi nomi perché Poi va cancelliamo. bene. Simone e Paolo, se c'è qualcosa che può nascere. E questa la dico io. Allora, il taglio, il, ta- il taglio è da pompiere, cioè nel senso che la Hilde, e qui che ancora un po' mi sviene, Chi Hilde, salvi chi può. allora, la situazione diciamo che a essere ottimisti è veramente impegnativa, insomma, Guarda, bisogna essere... le premesse parlano di mare di cioccolato, Esatto, passami evitare. lei per cioccolato non dice la Nutella, ma dice proprio No, un'altra cosina. una cosa, perché la situazione bisogna essere dei gatti che si arrampicano sul vetro, perché il taglio è veramente pesante, no, Hilde? Vuoi Mamma aggiungere mia. qualcosa o ci fermiamo a Ma questo? io penso che la carta disgrazia parli proprio da sola. Quindi, però andiamo avanti perché io sono fiducioso che la situazione potrebbe cambiare in meglio. Fidati. Giovane fanciulla, lettera, bel gran signore, deliranti, intellettuali. O magari vedovo lui, potrebbe anche essere vedovo, e però un po' un Don Giovanni, vediamo un po', no? E sì, è proprio un Don Giovanni. Guarda, la situazione com'è? La vuoi dire te? Allora, intanto nuovo amore, Mm, diciamo passione, perché amore è mm, un'altra cosa. eh, E qui gira un po' tutto intorno
ai flirt, Vedi qua, questa carta qui ci fa già capire che è un ma guarda che è un tipo non affidabile, non è stabile, gli piace, poi vedi è qua, perché queste, queste dopo, dopo, teniamole no. in fondo perché l'occhio l'ha preso, dove mi va anche l'occhio. Allora, guarda, io spero per te che non sia con questo Paolo, praticamente. Si chiama Paolo? Si chiama Paolo? Si Sì, chiama Paolo. mi Tutti sono quelli già... cattivi si chiamano Paolo. Davvero? No, dico, in questa stesa sì. Ah, ok, ce n'è uno però. Ce n'è Vabbè. uno che è un birichino, sta combinando un sacco Sai, di non è guai. che è anche possibile che lui si mostri come una persona piuttosto interessante, di sicuro ti confonde anche perché Mm, mm, sei desiderosa, forse è un po' che senti la mancanza di questo sentimento e magari mm, vedi, è possibile che tu confonda le attenzioni di questa persona con un possibile amore, ma non è così. Vedi mm, che intanto vivi una situazione mm. particolare e forse Mm. anche lui, potrebbe essere un uomo comunque separato, solo. Ma non pensi che magari si conoscessero già una E volta, sembra già che avessero un flirt una avete già volta? avuto forse qualche cinciulliamento nel Sì, qualcosa che passato. intorno a galla, tipo i postini suonano sempre due volte, Magari qualcosa di... all'inizio, sai, avevano cominciato un po' a sentirsi, a scriversi, ma non c'era granché, non è Mm, sbocciato nulla, e adesso sembra che in un momento comunque di solitudine o dove stanno mm. avvenendo delle situazioni, forse magari lui si sta separando o si è lasciato di recente con qualcuno, Potrebbe essere anche un vedovo, perché potrebbe anche no? essere un vedovo, diciamo che è un uomo che adesso che è solo sembra tornare un pochettino alla ribalta. Però, e Il qui, problema qual è? Guarda qua, mm, non saresti nemmeno l'unica preda, e questo, mm, chiamiamo proprio preda, perché una qui persona non così volevo dirlo, non volevo dirlo, ma l'ho pensato. è una persona che comunque si fa due conti. Di sicuro non ti offrirebbe un salvataggio dal tuo matrimonio, da cui probabilmente vuoi Potrebbe scappare. dirti sono i tuoi occhi, sono le tue orecchie, però è proprio un tipo così. Qualcuno mi ha tirato una frecciata proprio così, così, tanto per cogliere un'occasione. Allora, di sicuro si fa due conti, se vale la pena o meno, ok? E È pragmatico. probabilmente vede che sei coinvolta e questo tanto Mm. sta. Però lui più di un flirt o di un corteggiamento così non ha disponibilità, ok? Anzi. Guarda questa carta pesantissima. Tra l'altro rischieresti, e te lo Esatto. dico proprio, A di cuore essere mio. beccata, cioè A non è una cuore cosa mio. che, cioè rischieresti di essere beccata in Esatto. questa situazione che non ti porta comunque da nessuna parte Esatto. e di rischiare più di quello che vai a Cioè, guadagnare. praticamente mi stai dicendo a me che il santo non vale il candela. Esatto, no, no, Allora io lo dico a non lo lei. so, ecco, tu se vuoi dirlo a lei, io lo dicevo forte così che magari sentiva Forte e già lei chiaro, me. forte e chiaro. Esatto. Esatto. E poi vediamo il finale, leggerezza, falsità, la... E dottore. Queste quattro carte sono carte pesanti che fanno capire che Sai, sarebbe solo un diversivo rispetto a una vita infelice del tuo matrimonio, ma non è esatto, questo che ti salverà. vedi, Anzi, bugie, robe di nascosto, sotterfugi, robe... poi qualcuno... imprudenza. No, Non è questo ad aiutarti. no, Se hai questo... un problema perché hai bisogno di un amore nuovo, nuovo, lascia il questo... vecchio e poi fai cosa vuoi, perché questo ti Esatto. porta più guai che guadagni. Questo praticamente mm, è qualcosa che non saprei come definirlo. Era già un disastro annunciato al taglio, però Mm. magari a volte il taglio non sempre è attinente con la stesa, a volte ci vuole solo comunicare qualcosa di urgente. In questo In caso, questo caso invece è stato correttissimo. esatto, Quindi Simone, attenzione, ci attenta. raccomando, comunque tu sai il nostro Secondo numero, me non vale la pena. tu sai il nostro numero per delle consulenze per andare in dettaglio perché lì sarebbe una Waterloo, giusto? Una Sì. caduta. Ok, andiamo avanti. Allora, Angela, Angela. buonasera, sono Angela, 20 agosto 67. Scusa un attimo, vedi un po' chi ci saluta? Oi Eva, È ciao. La nostra Eva non può mancare perché senza Eva noi non facciamo il diretto. C'è anche Rita, buonasera Rita. Dai che chiedo. Dai. Speriamo di farcela risponderti. Sì, Allora, possiamo farcela di sicuro. Angela, vediamo un po'.
20 agosto 67, chiedo di mia sorella Stefania, stasera è Stefania qua. 3 Si marzo sbaluta. 78, non corre buon sangue, come si evolverà? Fra Angela e Stefania, giusto? È fra voi due che non corre buon sangue, la domanda non è chiarissima. Sì, per loro due. Tra Per loro loro due. due è ancora buon sangue, uno c'ha il negativo, l'altro il... RH positivo. Sì, Allora, come si evolverà? incompatibili. Va bene, vediamo dunque il rapporto tra le sorelle, Angela e Stefania. Ok, va bene. C'è Vediamo un anche po'. una notevole differenza di età. Mm, mm, mm. Ok, vediamo un po' come va fra le due sorelle. Beh, dai, su, eh? Positiva questa, eh? Beh, o è stato appena fatto, o arriverà un qualcosa di famiglia, dunque un festeggiamento, qualcosa che riguarda Sì, l'ambito familiare. positivo, qualcosa di positivo. Sembra quasi Magari che... sarà un motivo di allegria, allegria. avvicinamento, vediamo. Vediamo un po', però, cosa c'è. Dispiacere per affari, forse di cuore, non si sa bene. Non si intravede ancora bene a sbocco. Hai visto? Mm. C'è un divento maschietto. Ma non, io non interpreterei così. No, appunto, volevo dire, lasciamo stare i maschietti che non c'entra niente stavolta. Vai, Ildi, dai, lasciaci sorprendere. Allora, qui sembra che in passato abbiate ricevuto una notizia oppure ci sia stato un diverbio, uno scambio fra voi proprio tu per tu che vi ha portato ad allontanarvi. Ma non si È capisce bene se possibile, è esatto. Sì. è possibile che la situazione comunque si sia estesa alla famiglia, abbia coinvolto una persona più giovane, magari una figlia, una nipote, Esatto, sì, qualcosa. sembra quasi quasi. C'è un qualcosa però, è una situazione che comunque, evidentemente tu cosa volevi dire? Io ho capito che tu lo cerchi di mettere i sentimenti. No, io penso agli affari. Sembra quasi Eh, quasi che sia un contratto. a vedere come prosegue, sembra che Mm. abbia a che fare con del denaro, qualche Esatto, ereditato, un qualcosa. Ma esatto. adesso ci arriviamo. Ci arriviamo. In ogni caso questa situazione ha origine da un diverbio, una discussione nel passato che vi ha allontanati e forse ha a che fare con una persona adolescente oppure una nipote, qualcuno che Poi non è nel presente la suo. situazione è veramente non pesante, ultra pesante, quasi come me, un 120, un 130 Oh mamma, di coscia, di coscia. Allora, aiuto. Topolotto, sì, perché messaggi si Allora, scambiano qui sembra che comunque ci siano stati degli scambi focosi, sì, focosi, mica letterine leggerine, con mica da Barbara D'Urso, qui qualcosa di con pesante. prese di posizione anche orgogliose, con parole dette senza riflettere tanto, mezze verità, false promesse, insomma, diciamo che è una situazione che al presente non sembra trovare un chiarimento, non ancora. Quello che è possibile però è che nel prossimo periodo avvenga un cambiamento o che una delle due prenda in mano la situazione, oppure che questo cambiamento però non porti cose tanto positive, o è un viaggio, o è uno spostamento, insomma, questa carta preannuncia comunque una modifica di un qualcosa. Che è peggio. Però sarà in peggio e da qui è anche possibile che qualcuno tenti di approfittarsi della situazione. Attenzione, attenzione. Allora, questo qualcuno che cerca di approfittarsi della situazione chiaramente è anche un avviso a non fare entrare troppe persone nel vostro non buon sangue, perché chiaramente questo potrebbe anche portare magari allontanamento e perdita di qualche altra persona anche in futuro. Devo dire che forse sarà un uomo che cercherà di fare da paciere. Cercherà però, devi dirla tutta. Qui bisogna dare pane, meno però, l'esito l'esito è veramente un esito in salita.
con tanti pensieri, tanti blocchi, tante Non battute vediamo mentali. ancora, Forse entra in scena un'amica che non si capisce bene non da che... vediamo ancora No. una soluzione fra voi. Sembra che Mm. qualche persona si interesserà nel cercare di trovare un punto comune, prima un uomo, poi un'amica, insomma. Sì, però alla fine, dai, diciamolo, Per diciamo, ora non c'è per questo, ora non c'è, non c'è un riappacificamento, no, non c'è un riavvicinamento anzi, vero. sembra quasi che qualcuno butti benzina sul Che possa fuoco. approfittare qualcuno di questa Esatto, sì, sì, situazione. anzi che siano contenti anche di questa situazione. Io dico, non tirati giù di morale. No, perché Vabbè, quando mi vedi dispiace, ci dispiace. mi dispiace. Andiamo avanti. Andiamo avanti Allora, perché abbiamo tantissimi amici che... dunque, abbiamo risposto ad Angela e vediamo adesso Beatrice. Beh, No, scusa, ho fatto dei commenti, benissimo, lo Beatrice. ringraziamo. Beatrice, però dice Fiorella. Cioè, Beatrice o Fiorella? è il suo nickname è Beatrice e poi chiede Fiorella. Perché? 12 giugno 80, riuscirò ad avere dei miglioramenti economici nella mia vita? Sì, lascia perdere Fiorellalla, che secondo me è un errore di Dove? digitazione. È qua. Io ne ero di Allora, digitazione. vediamo se avrà miglioramenti economici. 12 giugno È dell'80. dell'80, eh? Bellissima data. Così, sono tutte belle Sono date. tutte belle date. Bene. Allora, tolgo le braccia Vediamo da un qua. po'. Beh, dai, su. Insomma. Insomma, il taglio è un taglietto un po', pesante. E ci sono ancora delle insidie. Delle insidie pesanti, però, mica Non devi avere leggerine. però premura. Abituate. Mm. Sapete che magari ti hanno dato le comunicazioni che però ti hanno lasciato un pochettino nella cerca di amicizie, magari qualcuno si è offerto di darti una mano, vediamo un'amica che e lo mischiate, però, no. Perché alla fine qualcosina porta a casa. Eh, No, no. allora, Insomma, siamo partiti da una situazione estremamente impegnativa. la situazione attualmente è completamente bloccata, tra l'altro, eh. Anche aiuti Mm. sembrano fermi, Nel presente c'è esatto, un'amica che cerca di una forte aiutarti, ma indecisione sul da non farsi, c'è. sei un po', sei proprio in un momento di difficoltà. E questo momento però è cominciato nel passato con una comunicazione, una notizia di Mm. ritardi, forse per quanto riguardava alcuni progetti che avevi in corso o anche solo il rientro da qualche investimento. Diciamo che Mm. c'è qualche situazione che è ancora stata un po' mediata dal sostegno di una persona che crede in te, che ha cercato di aiutarti, ma attualmente proprio anche gli aiuti si sono tirati indietro. Sei un po' da sola, va, in questa situazione e devi Mm. assolutamente trovare delle soluzioni e probabilmente è qui che non sai bene come muoverti, cioè in questo momento non hai proprio un'idea, Mm. possiamo dire così. Però io sei già andato nel futuro a dire che No, adesso attenzione al futuro, questo qui non è io, perché è una cosa bollente che fra un po' la prendi te? e no, di che non occorre. Allora, qui io non so se tu stai lavorando, è un Cioccolato, scusa, lavoro. dove hai sotto Zac? Quindi anche il litio, può aiutare. Allora, ascolta, vai incontro a un momento un po' difficile, dove forse anche una collaborazione lavorativa si interromperà. Mm. Dunque, non è proprio un bel momento questo. Però, 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 probabilmente sono tutti rami che ormai erano morenti e secchi, carnici che dovevi mettere a posto. situazioni che devi chiudere possibilmente, che o che tu voglia o meno si chiuderanno. Però, Eppure darà via a esatto, molte opportunità, più di una. Ok? esatto. Dunque la situazione, secondo me, in questo momento, se tu stai pensando a come risolverla, l'unica soluzione non è cercare di sistemare, ma è Passarci proprio dentro, chiudere. esatto, passarci dentro e finirla, perché il Sì, futuro si perché ti presenta. aspettano invece delle belle opportunità Perché in sei una donna futuro. forte. Tu sei una persona vincente, ce la farai, però Esatto, devi passare questo fuoco. sto Rubicone. Mm.
E vedrai che anche in futuro farai delle cose, riceverai delle proposte proprio negli ambiti di ciò che ami fare, che proprio risponde alle Esatto. tue qualità. Vedrai che andrà bene, ma ora purtroppo non puoi più delegare, rimandare, Mm. devi proprio passare attraverso Eh, questo. Vediamo un po' il finale, che è un finale che da lontano sembra che arrivi in aiuto, che magari conosci già, è un aiuto di una donna più giovane Ma che sì, opportunità, cose sì. molto interessanti che possono essere legate o a terre straniere o a posti comunque lontani o a Esatto. persone forse un po' più giovani di te che di luoghi lontani, qualche Che vecchia cercheranno di conoscenza. darti una mano. Quindi diciamo che nel futuro, dopo questo periodo un pochettino da litio, diciamo Un così, po' difficile difficile, da Prozac, come hai detto tu. esatto, si vedrà la Sì, luce in fondo al tunnel. sì, sì, sì. Ci vorrà però un pochino, Sì. devi avere un po' di pazienza. Purtroppo. Noi comunque siamo qui anche venerdì alle 21:30. Eh sì, se avete bisogno di noi, noi siamo qua poi venerdì Esatto. sera alle 21:30, di nuovo per la diretta, però sul mio canale YouTube, dunque cercate il De Garda su YouTube, se ancora non mi conoscete, non conoscete il mio canale, lo troverete così, con questo nome, iscrivetevi sia al canale YouTube del Marietto Veneziano, sia al mio, così ci sostenete, Esatto. e se volete cliccare la campanella verrete avvisati delle nostre dirette. Se volete una consulenza a pagamento 20 20 euro 45 minuti, lei. dunque sì. Numero di telefono? Allora il mio è 347 8702 622. WhatsApp e Telegram. Esatto, mi raccomando, se mi contattate in privato, ricordatevi che è solo per consulti e pagamenti. Bene, andiamo avanti. Beatrice abbiamo Allora, fatto. Felix, Francesca. se Anna e Luca, Anna 14 giugno dell'80 e Luca 6 luglio 80, torneranno Che insieme. belle date però, tutti 80. I giovani, Aveva è 3 l'annata anni. degli 80, eh? Aveva 3 anni. Io avevo 3 anni, sì. 3 anni, vedi? Mm, Loro sono nati, penso te. esatto. Che roba, E ci troviamo qui insieme. E siamo qui. Come quattro amici nel bar di Gina Paola. Beh, dai, su, guarda. Ah, beh, guarda, Wow. fermiamoci al taglio. Proviamo il dettaglio, passiamo perché Perché la questo risposta è sì, è la è risposta di un proprio grande un ritorno. grande ritorno, grande fortuna, Sì, sì, dal sì. cielo estremamente positivo. Sei una donna che ha lavorato molto per questa cosa qua e sei una donna fortunata. Io mi fermerei qui. Guarda, non andrei oltre per non No, trovare carte negative, non perché andiamo oltre o con un andiamo? taglio così gliene giriamo 7? Dai, 7, te ne giriamo 7. 7 che è il numero di Venere, dunque. Beh, lui ci spera, tu sei una donna forte, avrete delle amicizie, qualche cosina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e però si comporterà bene il ragazzo, il ragazzo si comporterà Sì, bene perché vediamo, beh dai, parte bene, chiude meglio. sì, diciamo che c'è solo un piccolo passaggio Sì, dove sì, dovrai guardarti forse da qualche sì. falsa amicizia che nell'ambito Gelosie, insomma, delle vostre conoscenze esatto, parla un po', dice cose che non giudica, sono parla alle vere, spalle, sì. però lui si comporterà, Attenzione perché potrebbe essere qualcuno di cui tu ti sei fidata magari un'amica. e con cui tu stessa ti sei aperta. Dunque, Attenzione, fidati solo di noi, giusto? a noi ci pagano dunque anche il silenzio. Sì, Noi esatto, non fate facciamo danno, ascoltiamo e esatto. non facciamo cani da riporto. Però voglio dire, Adesso, a parte gli scherzi, è una situazione che comunque volgerà in modo positivo per te, ma molte interferenze, molti ostacoli e blocchi sono dati da qualche falsa amicizia. Fai attenzione. dice il taglio era finito. Sì, Il sì, sì. ritorno in sé, Il dice una brava ritorno. persona e vi sarò felice con te. Veramente. Eh sì, Andiamo avanti. Rita, buonasera, piacere di seguire. Brava, grazie brava Rita. Rita. Fabiana, grazie mille. Eva, siamo arrivati alla nostra Eva. Fai Vediamo la un po'. domanda. Dai che chiedo, come va l'amore per me? Ah, qui la facciamo completa. La facciamo completa. La facciamo completa.
Scusa, regia, puoi abbassare la cam? Abbassiamo. Avanziamo, fai qualcosina. Ah, Fai qualcosina, Gabriele. no, io sono ospite. Ah, ok, domenica India. Ora, bambini, sta per nascere qualcosa, però vediamo che la Eva aspetta che nasca qualcosa. Sì, c'è un nuovo inizio un po' tormentato, ci sono dei cambiamenti che però ancora subiscono dei ritardi, ma Ma nel passato c'era qualcosina da mettere a posto, lui pensieroso, però sembra che è positiva. La cremuccia, dai, ci sta. La cremuccia. Fortuna arriva. Allora, il allora, taglio cioè, scusami, l'esito lo mostriamo dopo. l'esito lo mostriamo dopo. Mostriamo invece intanto la stesa. Mm. Dunque, partiamo dalla linea del passato, come sempre, dunque, periodo dove occorreva prendere una decisione, fare qualcosa, eh, forse anche qualche intervento ha dato un po' una mano, qualche riflessione, ricerca di soluzioni, insomma, diciamo che già in passato ha tolto un periodo di tormenti, di decisioni da prendere, la situazione sentimentale ha ritrovato una certa stabilità, anche se non completa, perché la carta della leggerezza parla ancora di fragilità di un rapporto che però è voluto. C'è una grande passione in origine. Peccato che non lo vedi bene. Però se tiri più su si vede Il questo. Covid, l'effetto Covid, Esatto. Se tiriamo più giù, l'osticceria Covid. esatto, le pizze a domicilio si vede. Domani? Domani serata pizza. Allora, diciamo che comunque c'è già una riconferma, una conferma interessante, importante, seppur ancora incerta e fragile nel passato recente. Al presente c'è ancora molto aspetto da fare. Sei sicuramente una donna amata in questo momento, ma con ancora delle afflizioni, delle preoccupazioni per il futuro. Nonostante ciò, tu non stai a guardare, c'è molto da fare, non ti tiri Esatto. indietro, ma non mancano anche i momenti di dispiacere. Forse uno è immediato, o lo hai recentemente avuto, o stai per avere comunque una qualche notizia che non ti farà tanto piacere. Però, Considera però che la carta dell'artista e del sacerdote può indicare che da parte di un avvocato o qualcosa legato a una separazione darà buoni frutti. esatto. Dunque c'è un qualcosa che arriverà e forse è anche qualche saggio consiglio, seppur irritante e rigido, ma che comunque darà frutti. Infatti, guarda, lettera, fortuna, allegria, ecco che finalmente arrivano veramente delle cose, delle Buone notizie svolte, fortunate. Buone notizie svolte fortunate. molto, molto positive, molto fortunate, di cui festeggerai. Dunque, l'evoluzione c'è, sei una donna molto volenterosa e nonostante i momenti di sofferenza che in alcune circostanze possono sopraggiungere, non ti perdi d'animo, vedo che hai un obiettivo in Questa è una mente. donna fortunata, bisogna dirlo. È Sì, la carta sì, più bella arrivano gli aiuti anche dall'alto. Per quanto riguarda l'esito, è un pelino più difficilotto, da nel senso che digerire, da digerire. ora cerchiamo di vederlo al meglio, No, perché è esatto. subentrata comunque una forma di rassegnazione, ma non solo. Il vedovo, da una prospettiva, diciamo così, occulta, può parlare anche di attacchi, soprattutto visto che c'è la presenza del ladro. Dunque, possono essere presenti delle interferenze anche pesanti in alcune circostanze che portano problematiche. Attenzione perché una di queste problematiche può riversarsi anche nell'ambito lavorativo. Esatto. Forse perché per qualche ragione l'ambito lavorativo rientra nella tua domanda. Dunque c'è qualche situazione che porterà qualche noia a quel livello. Mm. Però, però
Anche la carta del mercante indica sempre una persona che sa poi far profitto di qualsiasi circostanza. È Dunque, vero. secondo me, Mm. nonostante le difficoltà che Alla fine riuscirai sì, in sì, piedi. Sì, sì. troverai il modo di guadagnarci perfino. Anche perché qui c'è la carta fortuna, Esatto, comunque il destino ti viene ti viene incontro, incontro con queste due i carte regni qui, belle spirituali qui. superiori ti vengono incontro, dunque Esatto. insomma, diciamo che È delle una scelta situazioni. complicata da decriptare, però Eh, la Hilde ha detto le cose come avrei detto io. beh, bravo Marietta. Mi copri, siamo cose comunicanti. No, perché visto che quando hai una cosa tu succede a me, magari le hai pensate tu e le ho dette io. Esatto. Andiamo avanti, va. Mm. Mm. Allora, Vediamo. Gaia, rispondiamo solo più a lei. Dunque, a parte che l'ultima domanda, a All'ultima quanto domanda, la pare, ma gara chiude dopo rispondiamo solo 50 più a minuti. lei. Dai, vediamo. Esatto. Allora, Gaia, 9 marzo 87, Ivan, 9 ottobre Bella 78. data, 78. Sì, sono tutte belle date, tutte. Allora, lui è tornato ma solo in amicizia, vuole sapere se torneranno e quando torneranno a essere felici, suppongo, come coppia. Esatto. Vediamo un po'. Vediamo cosa Cameraman, dice. scusa. Sì. Vediamo un po'. Se ci sarà di nuovo un ritorno di fiamma. Esatto. Se... Mm, sembra quasi che Ma sia un pochettino timido, un pochettino stretto di eh, gomiti questo tizio qua. allora, l'idea è di mostrare magnanimità e generosità aiutandoti, standoti vicino, Sì. ma è comunque un atteggiamento Narcisistico, non volevo un dirlo. pelino distaccato come di superiorità. Sì, Dunque, vediamo un po' comunque cosa dice la stesa. una stesa completa perché è una bella data quella 78. Mm. No, dai, Mm. Però lui, c'è dentro, c'è Mm. dentro, Allora, vediamo un po'. eh, 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 allora, dai, dillo tu, va. Cosa cominciamo dici? dal Dove me l'hai fatto, messo tu? cominciamo dal fatto che nella linea del passato qualcuno si è data parecchio da fare per creare ostacoli, Sì. incomprensioni, difficoltà, cose dette, rimangiate, Spiava, riportate. spiava, tutto Esatto, di ha più. fatto così, ha fatto così, ha detto così, era con Mm. un tizio, era con Caio, attenta. Bugie, tutto spiano, cattiveria, tutto spiano. E tu chiaramente incassavi Eh, ed eh, eri giù eh. di morale. E ti abbattevi. Effettivamente qualcosa sarà pur successo se si sono allontanati, però Già, diciamo che qualcosina. qualcuno ha messo un po' il carico. Mm. Anche se adesso si è avvicinato, lo fa comunque con un secondo fine, dunque Pragmatico. non è proprio del tutto disinteressato. In ogni caso, Mm. comunque è un momento piuttosto felice. Mm. Sebbene non ci siano assolute garanzie per il futuro, anzi, è una situazione felice ma incerta. Però devo dire che prevarrà la passione. E E che dunque, passione. dunque devo dire che nel prossimo periodo Sarà dovresti, focoso? eh sì, dovresti avere poi delle, non dico sorprese perché non sono sorprese, ma delle riconferme, quantomeno A livello a livello sentimentale, sentimentale, fisico, voleva fisico, dire fisico, ma eh? entrambi, perché Ah, parlano di entrambi gli aspetti. mm. Allora, dunque, si ritornerete a essere felici, per ora fagli credere che anche a te va bene un'amicizia, perché la cosa deve svilupparsi da sola. Evidentemente Esatto. nel passato le incomprensioni che avete avuto anche a causa di interferenze esterne, in ogni caso, minavano un po' la reciproca fiducia. Sì. Dunque, per ora parti da questo perché sembra che funzionerà, cioè va bene così. Ok, e poi piano piano ritorna un po' la passione, ritorna l'intesa, si riaprono momenti di maggiore positività e comunque sembra che anche il ruolo dell'amica non sia completamente da disdegnare. In futuro, però. In Poi futuro. potrebbe essere anche una tua amica.
E potrebbe anche arrivare un'altra amica, certo. Allora, vediamo comunque l'esito. L'esito è un pochettino ballerino. L'esito, ecco, L'esito è vedi. un pochettino ballerino, un pochettino... Eh, mi piace allora, la... guarda che a lui piace tanto flirtare, eh. Mi piace tanto La la, fisarmonica. la fisarmonica. Mi piace tanto quel tipino lì, mi piace tanto. Eh, Ti ho detto che 78 è una bella data. eh, A lui, in ogni caso, vedi? E poi dice anche tante belle... può anche essere che lui menta adesso sulla questione Mm, dell'essere solo amici e che poi, riconquistata la fiducia, mm. si faccia poi avanti di nuovo con un nuovo inizio. Però è anche un momento in cui magari sta valutando anche altre opzioni e non te lo dice, o magari te lo Ma accenna, scusa, per altre opzioni cosa intendi dire? altre donne, altre Ah, ecco, scusa, perché frequentazioni, mi ero un po' perso fra i ah, meandri della fisarmonica. altri flirt. Te la ricordi quella canzone? La fisarmonica. Ah, non me la ricordo, No? non me la ricordo, però va Vabbè, bene. vabbè. Comunque lui è un bel cantastorie, stai attento, è un bel suonatore piffero che però gli piace un po' tanto essere felici con tanti, giusto? È Mm, uno che dona felicità. sì, Sì. elargitore di felicità. L'editore racconta anche tante favole, però al di là di questo finale che insomma non piace a nessuno, nel senso dei presenti, diciamo che Oh, avrà... ma poi si farà più avanti di Esatto, nuovo, dunque è questione di tempo. Per ora lasciagli credere che l'amicizia è quello che va bene anche a te. esatto, sì. E poi dopo... tac, bene, vediamo un po' se c'è ancora qualche domanda. Ma avevamo detto di fermarci lì perché, infatti, sì, io avrei voluto dire quella parola composta da tromba e amici. Ma dove l'hai scritto qua? Lei qua, la passione c'è anche ora, ma non mi basta, voglio tornare ad essere una coppia. E io sono stata più volte tentata di usare quella parola composta dalla tromba e dagli amici. Un po' Però, sprecacciona eh questo no, è. sono aggiornata, anche No. se abbiamo un rapporto, non significa che non sappia come funziona il mondo, è quello che c'è. Io non le so queste cose qua. Il marito queste cose non le dice. Ma hanno fatto anche dei film, Ah, sai? sì? Stasera sì. Prendi nota, stasera andiamo a vedere. Su YouTube. Va. Bene, cari amici, vi ricordo che se volete una consulenza, noi siamo qui. Il Degarra, puoi ripetermi il tuo numero? 20 euro. 347 8702 622, Mhm. 20 euro 45 minuti, dunque se volete un Con approfondimento scritto con donazione così esentasse, se no 45 euro, euro. perché Che fatto? cavoli, che tasse, che bella sorpresa questa. Quest'anno lei ha avuto un regalino di Babbo Natale dalle tasse, grazie al Covid. Accidenti. Bene, cari amici, grazie di averci seguito. Noi siamo qui anche venerdì, cioè lei è qui venerdì, io sono dietro il monitor, venerdì sera alle 21:30 e lunedì prossimo. Se vo- Ma puoi fare una comparsata, sei il benvenuto No, sempre. no, 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 io devo stare lì a lavare i piatti, roba del genere, in cambusa. Bene, cari amici, allora vi ricordo, se volete la consulenza, sempre 20 euro 45 minuti, non cambiano, anche se non ci sono. Il suo numero ormai lo sapete, se non vi siete ancora iscritti al suo canale, iscrivetevi. E niente, ci vediamo alla A prossima, venerdì. a venerdì. Grazie, cari amici, alla prossima, ciao. Buonanotte.